attimo. Allora, attenzione, siete belli svegli? Sì! Ho detto, siete belli svegli? Allora, attenzione, alzino la mano, tutti quelli che hanno di più di 40 anni, su! Allora, ripartiamo. Alzino la mano tutti quelli che hanno di più di 40 anni e le signore che hanno 25 anni e li compiono per la 15ª volta. Dai, su! Oh, ti vedi che i conti tornano, dai! Allora, ho detto tutto questo preambolo perché? Perché adesso, giù le manine raccontino, perché praticamente adesso se guardiamo una mamma da 40 anni, una bella mamma. Vabbè, dopo guardiamo tutti quanti, allora, se guardiamo una mamma sui 40 anni, adesso è una bella mamma. Mal cavata, se un fiantin sciuppatina, ma insomma, si difende sempre bene. Ma vi dico, silenzio! Anche l'altra grande. Guarda che se 4 befane me li credo su questo. Torniamo al discorso. Adesso se vediamo una mamma sui 40, una bella mamma al limite se un fiantisce paga. Ma quindi a metà che se in sala si ricorda i quarantenni di quando c'erano tutti? Oh guarda che c'era dei mostri che faceva paura! No, perché dopo uno dice sarà stato chi veniva dal dopoguerra, chi c'era dei nutrini. Poi c'era utile. Quindi c'era una che abitava sotto di me, mi ricordo sempre finché vivo, si chiamava signora Sgrugnaro, un nome una garanzia. Ma c'era una signora un po', che sa, riservata, non ti vedevi neanche tanto in giro, ma che a volte che te incontravi per pescare ti spariva tutte le curiosità di sta terra, Ma dopo adesso è tutto differente, anche i putei adesso, è tutto differente. I putei adesso gioca quelle figurine degli Yu-Gi-Oh, i Ga, il cimitero dei mostri, il teschio evocato. O gli altri che avevamo più paura quando eravamo piccoli, se avevamo certi giocatori che gaioli non dormivamo neanche di notte in camera. Gli altri avevamo paura di Belfago, chi è che si ricorda Belfago? No, Belfago, il fantasma del Louvre, ti vedevi che col veniva fuori, tutti quanti. Aspetta che adesso che vado, mamma posso parlare? La mattina dopo te li va di scuola, ti strassinavi sul banco e ti sentivi, e no, hai visto Belfago? Non so, non neanche dormire stanotte del chi. No, si cambia tutto anche il clima, non so, ad esempio, adesso con rive temporale, 3 sciocchi e poi 3 di acqua. Un'inondazione spaventosa. Una volta teneva acqua, ma mi ricordai che teghe dell'anti. E mi ricordo sempre, un'altra roba che mi ricordo, un 2 luglio, c'era 2 mesi che non pioveva. Una acqua che vara, te petavi come un confetto ciucciato. A un certo punto, alle 9 di sera, tacca un temporale, ma un temporale così che spreghe di lampi che tremava i cicari dentro la credenza. A un certo punto, alle 9 e mezza, sparisce la luce. Sparisce la luce.
moia vatti che non posso. Manda me fradeo. Tu fradeo ga e man su erece e oggi sarai te sacchi che dà fastidio i lampi. Fastidio! Ciao, me un fastidio! Mi sorella moroso. Allora, mio, se proprio mi sono in po', aspetta, che va fuori, sera tutto uomo, si vede. Sky, tanto fai Sky, Skyini 4, una preghiera, signore. Ascolta, con tutti i chilanti che te mandami uno che manco vedo scolimano. Oh! Non finisco di dirlo, scolimano, ciao! Grazie, ma magari tu te ci vede manco e scolimavo a ciappare, ma mi ha so fatta anche impagare. Niente, abbiamo so queste Sky, occhio scolimano, tu Sky, pianerotto, aspetta che mi e avevi il pianerotto in stretto. Gira, fa su pacciapassa in una Sky. Si verge la porta. Vieni fuori, a vecchia sgrugnaro. Vestia con una camicia da notte bianca e una candela in mano e mi fa: si saltai ucce.